Eccoli partiti, innumerevoli ragazzi e ragazze, velocissimi, che si apprestano a percorrere 2 chilometri di gara. Perché una cosa la fa, specie vuole un caffè perché è divertito. Ecco, te lunedì vieni su a vedere il programma. Lunedì. No, non posso. Vito, ha pusciato tanto più da seguire, quindi sono allenamento ai forti, perché non la puglia. Al massimo se sono per ritirare cartellini che non li richiamo in te. Così, stai lì. L'ultimo giro aumenti, stai lì. Le braccia, basta. Bravo, sotto questa. Va bene. Mina, va bene, tienila. Tienila Miriam, brava, dai, dai. Dai Miriam. Ora blocca bene come fai a vedere. Sul rettilineo d'arrivo per vedere il primo giro concluso in testa a testa tra Mattia Poli e Diego Giampaolo. Noi facciamo un applauso a Mattia e a Giampaolo e a Diego che si tengono in testa. Ed eccola, concorrenza di testa femminile che taglia a traguardo il primo giro. Qui ragazzi e ragazze, forza, date il massimo, ultimo giro di gara, passano le atlete una dopo l'altra e noi le incoraggiamo con il nostro applauso. Cioè non è che sto proprio morendo, no, come si vede? Provaci, devi provarci adesso. Via adesso. Via Valeria, via. Dai Fede.
asciuga, respira e via, dai! Via, 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 via! Via, Becca, via, via! Brava! Però qualcuno fa il sopra, scusa. Eccoli il rettilineo finale, arrivano i ragazzi, i primi ragazzi di questa 2 chilometri in testa. Uno Martinez? Sì, dicono questi. Eccolo tagliare il traguardo. Diego Giampaolo, seguito da Mattia Boni. Forza ragazzi. Eccoli al traguardo i primi due. Sta arrivando la prima ragazza, le due prime ragazze. Testa a testa Valeria Lugisi, seguita da Federica Dolforno. Vince Valeria Lugisi. Segue poi un buon Paolo, facciamo un applauso. E poi arriva il terzo ragazzo di questa serie con il numero 22, Jacopo Zanga. Vai Jacopo! Stato Carla. Piano piano le atlete arrivano una dopo l'altra. Numero 74, sale al traguardo Giulia Corsolini. Eccoli arrivare poi con il numero 103, Miriam Scerra. Forza Miriam! Vai via signore. Con la maglia dell'atletica Brusaporto, la maglia di casa, Claudia Cremona, taglia al traguardo anche lei, conclude i suoi 2 km di marcia. Subito dopo Martina San Marco. Per poi vedere la doppietta dell'atletica Brusaporto. In fila ragazze. Eccoli arrivare poi con la petrolina 416 Silvia Boidi. In fila ragazze, lì in fila. Un giovincello Nicola Sangalli, seguito da Daniele Prata. E arriva alla fine della sua gara anche Daniele Ripamonti. Numero 56 taglia al traguardo Marina Cerlesi. E non è finita qui, un'altra atleta dell'atletica Berti, l'atletica Brusaporto, taglia al traguardo. E si avvicinano altre 2 atlete che stanno per terminare la loro gara. Giulia Bianchi e Giorgia Garbero. Facciamole un applauso, brave ragazze. Guardate il cartellino ragazze. Questa giornata di Lavinia Vecchi che sorride al traguardo. 13 e 30. E ferma lì. Dalla strada provinciale, eccola adesso arrivare con il numero 399 Elena Conti, che anche lei termina i suoi 2 km di marcia. Dai al traguardo ora Giulia Serra dell'Atletica Rodello Stagliano. Arriva Benedetta Diodati con la pettorina numero 400. Forza Benedetta. Bravissima! Vai verso il traguardo! Vola! Benissimo! E con la prestazione di Laura Pinazzi si conclude anche la serie dei ragazzi e delle ragazze. Una serie interessante che tutti sono svolti.